La nostra terra è davvero generosa e ci permette in cucina di spaziare con ingredienti di grande qualità. Oggi utilizziamo 2 prodotti rappresentativi della nostra Sicilia, biologici, naturali e perfetti per realizzare tantissimi piatti. Olio extravergine di oliva e limoni riusciranno a regalarci una crostata davvero speciale. Iniziamo con la frolla, utilizziamo un uovo intero più un tuorlo. Aggiungiamo 100 g di zucchero e lavoriamo un po' con una forchetta. Perché usare il burro se possiamo avere un buon olio di oliva locale, in questo caso anche biologico? Ho aggiunto 80 g di olio di oliva che renderà la nostra frolla molto più profumata e gustosa. Adesso continuo con un pizzico di sale e la buccia grattugiata del mio bel limone. Lievito per dolci ne mettiamo davvero poco, giusto la punta di un cucchiaino. E adesso la farina, ovviamente setacciata. Non appena il panetto è più sodo lo possiamo trasferire su un piano di lavoro e continuiamo ad impastare fino a renderlo perfettamente liscio e omogeneo. Come vedete, realizzare la frolla all'olio di oliva è davvero molto semplice, richiede pochi minuti. C'è anche un altro vantaggio: a differenza della frolla con il burro, questa non ha bisogno di riposare in frigorifero perché è già molto elastica, quindi possiamo già stenderla e procedere con la cottura. Ci siamo, cottura ultimata. La lasciamo raffreddare e nel frattempo possiamo occuparci della crema. Versiamo una piccola quantità di latte necessaria per sciogliere l'amido. Aggiungiamo anche lo zucchero e mescoliamo bene per sciogliere tutti i grumi. Aggiungiamo anche i tuorli. Utilizziamo la scorza del limone biologico per aromatizzare la crema. Possiamo, come ho scelto di fare io, grattugiarla. È chiaro che questo possiamo farlo solo con limoni non trattati chimicamente. Aggiungiamo tutto il latte e ci spostiamo ai fornelli. Manca solo il succo del limone che provvederemo anche a filtrare. La nostra crostata è pronta, molto profumata e delicata. Per gustarla al meglio la lasciamo intanto raffreddare e poi la spostiamo in frigorifero per qualche ora. Fresca sarà ancora più buona. Un dolce genuino perfetto per la domenica o per i giorni di festa, realizzato con prodotti naturali a chilometro zero e soprattutto biologici. Mangio bio siciliano, guadagno salute e rispetto all'ambiente. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.